buon pomeriggio amici e amiche amanti del futsal, del calcio a 5 di Palermo. Qui oggi con Sportissimi vi presentiamo questa bellissima partita, il match tra Palermo Calcio a 5 e il Futsal Marsala. Una sfida interessantissima, valevole per la nona giornata di campionato, il campionato di Serie C1, oggi 12 novembre 2022. Allora, diamo subito delle statistiche per cercare anche di fare un piccolo pronostico del match. Le due squadre stanno al momento col direttore di gara, stanno consegnando ultime distinte, chissà. A questa distanza chiaramente non riusciamo a vedere che tipo di foglio si tratti, con il pallone posizionato lì, i due portieri posizionati anche lì davanti con Giacomino D'Antoni e Andrea Nicolosi. Manca Paolo Lobuglio, un'assenza importante per il Palermo Calcio a 5, un'assenza che potrebbe essere già un fattore visto che il portiere titolare di questa squadra, un infortunio purtroppo lo ha tenuto lontano dal match, così come Vincenzo Rizzuto già da diverse settimane. In realtà sono due assenze molto importanti, ma chiaramente la squadra del presidente Salvo Messeri può vantare una rosa molto lunga e soprattutto molto interessante. Capitano Marretta sa infatti il segno della croce classico prima di ogni match, con tutti i compagni che lo stanno seguendo, dietro di lui Giacomino D'Antoni, i due direttori di gara, e poi tutta la squadra del Futsal Marsala che si sta schierando nella zona mediana del campo con il capitano Vito Pizzo con la maglia numero 9. Guardiamo quindi subito un po' di statistiche. Il Palermo Calcio 5 si trova al momento all'8° posto in classifica con 8 punti, 5 dei quali presi proprio qui nel campo del Tocha Stadium. Gli applausi intanto anche del pubblico, sempre molto caloroso al campo della squadra rosanero. Stretta di mano tra Pizzo e Marretta. Invece dall'altra parte il Marsala si trova al 6° posto, quindi 2 posizioni davanti rispetto al Palermo Calcio 5. Sono 12 punti, quindi 4 i punti di distanza, ma questi 12 punti soltanto 3 sono stati conquistati lontano dal campo di casa, quindi la squadra che forse in trasferta ha qualche difficoltà di riuscire a imporre il proprio gioco, ma chiaramente cercherà di invertire il trend anche oggi, partendo proprio dal Tocha Stadium. Strette di mano con i direttori di gara, c'è anche Alfonso Adami, Mineo che stanno completando la fila. Le squadre anche qui sotto i nostri schermi le vediamo darsi il cenno di pace prima del match, prima della battaglia, della guerra oggi in campo tra Palermo Calcio 5 e Marsala. L'ultimo match possiamo dire che non ha sorriso al Palermo Calcio 5 perché ha perso 5-3 per un campo molto complicato contro una formazione molto ostica come quella del Mazzara. Stesso risultato, 5-3 per il Marsala, che invece ha vinto contro gli 89ers dentro casa. Quindi insomma la squadra che dentro casa abbiamo già detto essere molto forte, fuori casa forse qualche problema, ma il Palermo Calcio 5 chiaramente sa queste statistiche, avranno studiate nel pre-match. Questo può essere un mismatch importante per la partita. Intanto tra i pali si posiziona Giacomino D'Antoni che vince quindi il duello, la staffetta con Nicolosi, poi Marretta, Tuzzolino, Daricca e Alfonso Adami che si posiziona nella sua posizione con il suo numero, quello che è il numero 10, insomma un giocatore totale della categoria, tantissimi gol per Alfonso Adami. Poi Ermitano Doc, tanto Pizzo si posiziona, sente soltanto il fischio del direttore di gara che sta guardando il cronometro, probabilmente si coordinerà con l'altro direttore di gara e adesso manca soltanto il fischio. Inizia adesso il primo pallone e per la squadra ospite che la gira immediatamente. Adesso vi diremo anche il quintetto iniziale della squadra. Tendero, giro palla del Marsala, poi la pressione di Tuzzolino subito molto alto, poi Marretta viene sfidato in velocità, prova a fermare il suo avversario che prova a spingerlo come può, Bardan, ma Capitan Marretta chiude benissimo sul 24 spagnolo. Sono 4 gli spagnoli per la squadra ospite oggi al Tocha Stadium. Tuzzolino, Marretta, Daricca, si cerca sempre la giocata del numero 21, giocata di una tecnica sublime, Adami, Daricca col tacco, poi Pizzo chiude benissimo, si posiziona in fase difensiva, poi con la maglia numero 19 Tendero che non avanza troppo, adesso sale in pressione. Daricca, il tacco, è il secondo tacco praticamente in meno di un minuto per lui. Questa volta però non è stato fortunato. Marretta, Daricca, poi si confonde. L'uomo più offensivo del Marsala al momento è Bardan. Tuzzolino, Alfonso Adami allo spazio, potrebbe calciare un primo momento, poi torna dietro, poi finta col tacco, si gira, viene pressato, vede il taglio di Daricca alle spalle di difensore, Daricca! E spara in alto, ma palla eccezionale da parte del solito Alfonso Adami
che ha visto un pallone soltanto per pochissimi giocatori, e tra quei pochi c'è proprio Alfonso Adami, che ha visto la traiettoria. Poi Adami riconquista la palla, poi calcia subito, e la parata del portiere che rimane in piedi. Adesso ha partito veramente molto bene. Poi palla al centro di Pizzo, riesce comunque a passare. Poi la pressione di Tuzzolino che para lui. E la conclusione da parte di Giuseppe Costigliola, vice capitano della squadra. Bardan per Tendero, viene murato da Adami. Adesso si va indietro, poi ancora Tendero. Costigliola, Bardan, la pressione, Costigliola. L'uomo più offensivo al momento è sempre Adami. Prova a girarsi Bardane, non abbocca Tuzzolino che fa sempre buona guardia in fase difensiva. Adesso Daricca può ripartire in contropiede. Daricca vede Adami, può calciare di prima, calcia, cerca il primo palo ma sbaglia Alfonso Adami, che adesso sta cercando la porta con più continuità. Palla con l'esterno, in anticipo Marretta, è partito benissimo il Palermo. Daricca con la suola si ferma contro Bardan, la difende, lotta, poi si appoggia dietro ma riesce comunque a passare. Daricca guarda i compagni, serve Tuzzolino e la parata del portiere, perfetto qui. Adesso si è salvato il Marsala che sta rischiando tantissimo. La parata di Mirko Ilario, fatto un paratone come si dice nel gergo. Daricca vuole puntare Costigliola, serve Adami, poi palla di ritorno, questa volta non ritorna nei piedi del numero 21, ma il Palermo Calcio 5 ha iniziato benissimo la sua partita e lo sta facendo sempre con il solito Daricca, che al momento sembra immarcabile per la difesa italo-spagnola della formazione di formazione ospite. Costigliola, pressione di Tuzzolino, Bardane con l'esterno, l'inserimento, palla di ritorno, Daricca chiude anche in fase difensiva e poi riparte verso la porta. Daricca vede Tuzzolino, potrebbe calciare Tuzzolino e Costigliola mura prima che possa arrivare la palla a Ilario. Ma che partita dopo soltanto 3 minuti e 30 secondi, già abbiamo visto 2 occasioni di Tuzzolino. È un Palermo che sembra veramente indemoniato oggi. Daricca può calciare, le finte, abbocca Pizzo, ma si torna dietro, Marretta, le finte anche da parte sua. Tuzzolino, passaggio un po' rischioso, Adami, Marretta, si torna dietro, Daricca può puntare l'uomo, lo salta, Daricca è più veloce, poi palla al centro, Ilario allontana, poi Tuzzolino ancora, poi sempre con la suola ha provato il tacco verso Daricca, un'idea geniale, ma che non è passata, poi la scivolata di Marretta, riesce comunque a passare Pizzo e D'Antoni, perfetto, in fase difensiva, l'uscita da parte del mastodontico portiere ex Palermo Futsal. Ora Palermo calcia a 5. Costigliola con l'esterno si appoggia, allarga il gioco, Pizzo, le finte, bocca Tuzzolino ma non D'Antoni, che con una parata forse a ricordare l'hockey, parata perfetta di D'Antoni. Adami, finta di corpo con la suola, si complica un po' la vita ma riesce comunque a tornare dietro. Tuzzolino ha avuto 2 occasioni colossali il numero 6. Poi le urla da parte di Daricca, il fallo di Costigliola, si sono sentite fin qui le urla di dolore da parte del giocatore con la maglia numero 21. Tuzzolino, c'è Marretta, Daricca largo, fa finta, lo serve adesso Daricca, pressione di Bardan, rischia Tuzzolino, l'inserimento, Marretta alza la palla, Daricca con la testa, appoggia dietro, Tuzzolino ancora rischia sempre, Pizzo la tocca, ma comunque il possesso è sempre rosanero. Poi si allarga Daricca che si sposta a sinistra e questa potrebbe essere una soluzione tattica per il match che può puntare ancora di più. Daricca, Alfonso Adami, le finte, vuole il centro, calcia Adami e Ilario dice di no, se l'è conquistata questo spazio. Alfonso Adami ha cercato la porta, Ilario dice di no, ma è al momento dominio rosanero. Tuzzolino col tacco, Daricca, finta di corpo, poi prova a rientrare, questa volta dice di no Bardane, poi qui il taglio perfetto, Bardane contro D'Antoni, palla al centro, Pizzo la sblocca il Marsala, 1-0 al minuto 6 di gioco. Vito Pizzo, il capitano, viene trovato benissimo al centro dell'area di rigore dall'ottima palla di Bardane, ma l'uscita palla al piede dalla pressione da parte della squadra ospite è stata perfetta. Ricca ha sbagliato qui, forse è andato troppo centralmente, lasciando invece una prateria al numero 24, che poi ha servito il proprio capitano che da 2 passi
non sbaglia, D'Antoni chiaramente non avrebbe potuto fare nulla, ed è 0-1. 2 contro 1 ancora, palla al centro per Pizzo, poi la tocca Marretta. Pizzo poi si accontenta della rimessa laterale con Nedarica. Poi le finte, prova il destro col tacco Marretta, la tocca, la allunga. Dopo la conclusione di Tendero. Nel frattempo si alzano in panchina Mineo e David. Poi il destro improvviso. Si è coordinato in pochissimo tempo Bardan, autore di un grande assist. Anzi no, chiedo scusa, era Tendero. L'assist è comunque stato realizzato invece da Bardan. Tuzzolino, Marretta. Ancora Tuzzolino. L'aggancio e cambia tutto. Daricca. Centrale, Tuzzolino. Fa girare tutta la squadra del Palermo Calcio a 5. Adami, Daricca. Spara la porta, va a girarsi, il dribbling sbaglia tutto, riparte verso la porta Bardan, il tocco sotto verso il compagno che sbaglia, ma il secondo errore per Daricca e non può sbagliare lui. Adami allarga il gioco, Marretta, Ilario dice di no. Azione importante ancora per il rosanero con Tuzzolino che cercava il pallone, poi l'aggancio col petto di Bardan, molto complicato. Ma come giocano questi italo-spagnoli del Marsala, chiedo scusa, pardon. Daricca col tacco, l'ennesimo. Tuzzolino, adesso Capitan Marretta. Serve la sua leadership per recuperare questo match. Tuzzolino, Daricca, di ritorno, non si intendono i due, ripartono ancora in conto dell'ennesimo Bardan. Attacca la porta, Bardan calcia, anzi Tendero. Però poi Bardan lotta contro Daricca in fase difensiva, poi D'Antoni chiama a sé tutta la squadra. Al momento il numero 19 Pasquale Jorge Esteban Tendero. Sta sembrando una spina nel fianco. Bardan prova il tunnel contro Daricca, non passa, riesce comunque a passare la palla. Pizzo e D'Antoni rimane in piedi fino all'ultimo, vicinissimo al raddoppio il Marsala. Poi Marretta parte con la suola, viene fermato dal sempre il solito Tendero che punta l'uomo, poi rinta Tendero, Daricca dice di no. Adami, le finte, alza la palla per Daricca che non arriva a prenderla. Ma che partita! Dopo 9 minuti di gioco abbiamo visto veramente tantissime occasioni, tantissimo gioco, soprattutto molto tecnico, sia da una parte che dall'altra, ma adesso i cambi sono sempre più vicini con David che ormai quasi la pettorina levata. Sarà lui il prossimo cambio, forse per Daricca, vediamo. Bardan, palla perfetta per Pizzo, aveva visto. Poi fuori Adami, dentro Fabio Mineo. Si posiziona avanti e ci aspettiamo da lui i suoi classici tiri con la punta. Intanto fuori anche Daricca, dentro David che si posiziona largo a destra. Quindi rileva Daricca sia da un punto di vista tecnico che tattico. Mineo con la sua, sempre molto elegante. Marretta fa risalire Tuzzolino, viene fermato da Bardan. David, Tuzzolino rischia tantissimo, poi Marretta. Mineo vede David, la palla è ancora buona, poi David prova il dribbling, riesce a passare in mezzo a due. David, calcio David e la parata di Ilario, l'aveva messa sotto la traversa. Soltanto un super intervento del portiere gli ha detto di no. Il risultato che rimane ancora ancorato sullo 0-1. Uno schema, sbaglia il tocco, può ripartire il Marsala, poi D'Antoni senza badare allo stile decide di spazzare questa palla. Nel frattempo sta per entrare anche Vincenzo Scarlata con la maglia numero 30, un giocatore molto importante, sappiamo che possa trovare anche lui con facilità il gol, ne ha fatti già diversi in campionato, adesso è chiamato anche a ribaltarla. Costigliola, Pizzo, Bardan, il dribbling viene fermato da David con un tocco di mano. Ci ha pensato un momento in direzione di gara, forse lo vedo io che sono di fronte, Marco. Dai, Marco scala là, Marco, mettiti bene. Io sono di fronte, uno non lo può vedere da lì, Vieni che dietro. Va bene, così su. Forte là. Tendero allarga il gioco per Pizzo, viene inseguito da Sgarlata, poi si torna dietro Ilario, allontana ma la palla viene
gettata in rimessa laterale e poi velocemente sgarlata su Mineo, prova a girarsi, la sterzata viene raddoppiato e viene fermato, Costigliola, si riparte, Davi ancora, partita un benissimo il numero 20, vede il compagno, può partire da solo, poi si ferma, o meglio viene fermato, sarà rimessa laterale per il Palermo Calcio 5 che riparte subito dietro con Marretta, Mineo guarda i compagni, si riappoggia su Marretta, poi sgarlata, giro palla difensivo con Mineo. Viene chiamato anche Giacomino D'Antoni. Mineo esce dalla pressione molto bene, poi con l'esterno palla micidiale per Davi e poi Ilario ancora sta tenendo in piedi i suoi qui Ilario, ma che palla ha dato ancora una volta a Fabio Mineo con quell'esterno, non con la sua classica punta. Mineo danza, poi anzi sgarlata, Marretta lo riserve, può attaccare la porta, sgarlata, si fa vedere dietro Mineo, lo serve, rischia qui Mineo, poi Davi scivolata, ma comunque il gioco afferma e si riparte, Marretta, un 3 contro 2, Marretta vede sgarlata, la pallone leggermente dietro, ce l'ha Davi forse posizionato meglio. Intanto il primo cambio anche per la squadra di casa con l'ingresso di Perez, Mali Alvaro Perez. Poi col tacco se ne esce benissimo il 19 qui, poi Lupo spende questo fallo, nessun cartellino, gli aveva preso il tempo con questa grande finta Tendero ed è anche cartellino giallo, il primo fallo da parte del non entrato al posto di Capitan Marretta, ma effettivamente stava attaccando la porta, stava praticamente per calciare verso D'Antoni, soltanto l'intervento irregolare lo ha potuto fermare, quindi un cartellino giustissimo da parte dell'ottima terna, sì, ottimi due arbitri, non terna chiaramente. Si posizionano in barriera intanto Davi e Mineo sul punto di battuta, vediamo sempre lui, colui che se l'è procurato, Tendero, largo Perez, c'è anche Pizzo e Costigliola con gli ultimi due invece dentro l'area, il primo di Perez più largo, ma Tendero sta guardando la porta, per occhio a Costigliola, cerca la porta e prende sgarlata la parata sul tiro di Tendero, ancora Tendero, D'Antoni, perfetto Giacomino D'Antoni, Costigliola si appoggia, poi calcia Pizzo, D'Antoni era comunque anche su questo pallone, al momento partita perfetta di Giacomino D'Antoni, soltanto un gol subito, ma chiaramente era un 2 contro 1, palla secondo palo, non aveva potuto veramente nulla. Sgarlata, si appoggia dietro, Lupo, Davi, Lupo, sgarlata, Mineo, lascialo, Lupo, pressione sbagliata qui, Perez punta l'uomo, Perez calcia, soltanto esterno della rete, chiede una deviazione che è arrivata, quindi sarà calcio d'angolo. Forse uno schema, Tendero vede ancora l'inserimento di Perez, palla impressionante del numero 19 che al momento sta facendo vedere tutta la sua classe, le sue doti da palleggiatore. Davi, centralmente, salta Tendero, affronta Pizzo, si appoggia adesso da Lupo e ora sgarlata, quindi Mineo, col tacco. Sgarlata riesce a passare, poi il tocco su Mineo d'esterno per Davi che aggancia Davi ancora e la parata ancora del solito Ilario, veramente sta salvando i suoi. Palermo più volte ha calciato verso la porta, molte volte anche da posizioni favorevoli, ma sempre il numero 1 ha detto di no. Palla dietro, sgarlata, l'aggancio difettoso, poi calcia comunque, deviazione, rimessa laterale sempre da zona offensiva. Da terra, Mineo, Lupo, Davi, Mineo, prova col mancino, sbaglia quel passaggio, intercetta Pizzo e poi Tendero torna dietro. Perez, molto tecnico il giocatore giovane spagnolo, punta l'uomo. Costigliola, Perez,
Tendero, aggancio sublime, poi punta e salta da via, ancora Tendero, vede al servizio, Pizzo! E qui l'ha parata veramente Vincenzo Sgarlata. Antoni comunque si era buttato, si era immolato a terra, quindi probabilmente l'avrebbe presa comunque, ma per sottolineare. Tempo aumenta il suo riscaldamento anche Alfonso Adami, poi il destro con D'Antoni che copre il primo palo sulla conclusione di Perez, che è appena entrato, sta dando molto fastidio alla formazione rosanero, la sua tecnica. Ancora corner, allontana, poi Sgarlata, punta la difesa, riesce comunque a passare, ma non in un secondo momento. Perez, ancora Perez! E D'Antoni sul tiro smorzato proprio da Fabio Mineo. Sgarlata, Davi tende i compagni, salta tutti, Davi ancora, poi poi Davi ancora, sinistro destro, questa volta si è complicato tutto Davi. Perez contropiede con l'esterno, Mineo capisce tutto, poi la porta lontano Tendero, al momento il migliore in campo, credo, anche per distacco, partita impressionante del 19. Tanto un nuovo cambio con l'ingresso di Gabriele Pellegrino. Poi viene cercato Pizzo, autore al momento del gol che sta dicendo il match. Tanto c'è un cambio con dentro Alfonso Adami e lascia invece Fabio Mineo, quindi rientra in campo il bomber. Davi, Lupo, c'è Adami largo, non lo serve, Davi. Sgarlata, l'inserimento, poi fa finta di darla da Adami, va invece da Davi, poi si sovrappone, torna dietro, Lupo allo spazio, può calciare, le finte, ancora Lupo, vede il secondo palo, Sgarlata e poi la scivolata di Pellegrino. Era una grande azione ancora del Palermo che comunque sta giocando molto bene, poi calcia Sgarlata, deviazione, rimessa laterale. Rientra in campo anche Vincenzo D'Aricca, adesso ci aspettiamo veramente tantissimo da lui perché può cambiare questa partita con la sua tecnica. Adami intanto cerca di difendere il pallone, Pellegrino la tocca, sarà calcio d'angolo comunque, quindi azione offensiva. Davi, Sgarlata, ancora Davi, le finte, la difende, la palla però termina fuori ed è ancora rimessa rosanero. Sgarlata prova a girarsi, Adami molto largo, poi il tocco di Pellegrino che ha fatto già ottime chiusure difensive. Adami, centrale, Sgarlata prova a girarsi, ci riesce, Sgarlata vede Adami, bisogna seguire la palla di ritorno, ancora Alfonso Adami, vede centralmente il compagno ma non riesce a servirlo, parte in contropiede, Pizzo, salta l'uomo Pizzo, soltanto potenza per lui, fuori Davi, dentro D'Aricca. D'Aricca, dentro anche Giovanni Tuzzolino per Sgarlata, stava giocando comunque bene Sgarlata, è entrato in giusto modo in campo. Adami, poi calcia subito Tuzzolino appena entrato, prende in pieno Perez, la rimessa laterale comunque da zona offensiva. Lupo, D'Aricca, prova il dribbling, poi l'ultimo tocco. D'Aricca, Lupo, ma non può battere l'arbitro in campo. Tuzzolino, sfida il dribbling, Tuzzolino col mancino, sempre molto utile Giovanni Tuzzolino. Adami, poi nel frattempo una brutta notizia per Palermo Calcio a 5, si è fermato Adami, si tocca l'adduttore, molto dolorante. Tuzzolino, intanto è entrato Russo. D'Aricca, le finte, poi prende posizione Russo, Tuzzolino, grande giocata, poi la allarga il gioco Lupo, era una buona idea. Tempo viene chiamato il time out sul risultato di 1-0, 21esimo minuto di gioco, c'è ancora tantissimo, 9 minuti per il primo tempo, poi abbiamo tutto il secondo tempo.
Forza, dai, signore a posto. Allora, raga. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante, il risultato, come potete benissimo vedere dal nostro mascherino, è di 0-1 per la formazione ospite del Marsala, che sui 12 punti al momento conquistati, soltanto 3 sono arrivati lontani dal proprio campo, lontani dal proprio rettangolo di gioco di casa. Quindi insomma una squadra non da trasferta, ma oggi si sta al momento imponendo sul Palermo, che sta facendo una grandissima gara, ma soltanto un veramente super Mirko Ilario sta tenendo in piedi il Marsala, che sta giocando comunque una grande partita, ma grosso merito va dato chiaramente al portiere, ma anche al numero 19. Il numero 19 si tratta di Pascual Jorge Esteban Tendero, una tecnica veramente molto importante. Insieme a Bardan stanno dando spettacolo al campo del Tocha Stadium, ma dall'altra parte anche Tuzzolino, Sgarlata, che adesso è fuori. Partita ottima anche per loro. D'Antoni dall'altra parte risposto presente nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, ma il risultato comunque sorride agli ospiti. Su Alberto, saliamo Alberto. Faccela. Su. Perez, Aspetta. lungolinea. Bardan torna dietro. Perez, Metti sto piede qua. Alberto. Ce la lascia giù. Aspetta giù. da che il gioco. Aspetta giù. Su. Perez. Saliamo Alberto. Poi il palla al secondo palo col tacco, ci ha provato Tendero ancora. D'Antoni prende questa palla, ma è calcio d'angolo. Pellegrino, Perez calcia, viene respinto e poi Darica non ci arriva. Sarebbe potuto essere un 2 contro 1. Pellegrino, Perez rischia, molto tecnico, ma Darica non ha bocca. Poi il lupo in anticipo, Tendero con l'esterno, ha visto l'inserimento di Bardan. Ma come sta giocando Tendero? Subito sta palla, giochiamo. Darica, ora all'esterno, Jose caccia col tacco, libera lì per Russo. E sempre Ilario dice di no. Grande giocata di Darica, che ha portato a sé 2 difensori. Poi il tiro di Russo, molto potente ma centrale. Intercetta Perez, ma non va bene. Darica si ferma, poi torna dietro saggiamente da Lupo, che si appoggia su Tuzzolino e si sovrappone. Darica, palla complicata con l'esterno, si gira benissimo il Russo, poi viene tallonato ma riesce comunque a seguire il compagno, ma la palla non riesce a passare, poi cerca il contrasto ma sbaglia, palla che passa, poi palla al centro per Perez che non arriva, la tocca e poi Darica dice di no, la va a rubare, riparte un 3 contro 1, Darica, salta tutti Darica e poi Pellegrino, lo stand, c'era Tuzzolino comunque solissimo, ma nel frattempo cartellino giallo per Pellegrino. Ma che giocata ancora di Vincenzo Darica, che quando decide di partire veramente infermabile alla pari di questi grandi spagnoli che stanno comunque dando spettacolo oggi al campo del Tocha Stadium. Intanto il cambio con l'ingresso nuovamente del capitano Marco Marretta al posto di Lupo, la classica staffetta di quasi ogni partita, e calcio di punizione al minuto 25. Profondo, sulla linea. Si chiede il quinto fallo. È il quinto arbitro. Segno io, signore. Giochiamo, raga, forza. Sarà calcio di punizione. Adesso cerchiamo di capire quanti effettivamente siano stati falli. C'è Marretta sul punto di battuta, chissà che non calci il capitano. Una distanza abbastanza importante, ma c'è largo Tuzzolino, vediamo anche il Russo e poi Darica. Da dentro. Il solo Pellegrino in barriera. Ora. Marretta per Tuzzolino che calcia di prima. Va giù Ilario come sempre benissimo. Marretta che sbaglia il disimpegno. Saliamo. Poi sale la pressione da parte della squadra rosanero con Darica e Russo il più in alto.
Anche Tuzzolino leggermente più basso nella zona del centrocampo. Su Alberto, questo aspetta. Pubblica intanto delle grandi occasioni per questo match. Su Giovanni. È salto Giovanni. Si tende ben, lo salta Perez, può puntare la porta, poi cerca i compagni al centro con la punta. Marretta si frappone tra l'avversario e il portiere, quindi prende la palla. E calcio d'angolo, Perez per il tiro di Bardan. Anzi, Tendero. Dai, va bene, non ti preoccupare. Albi. In tre. Tuzzolino. Marretta, da Ricca. Le finte. Chi gioca? Una bocca, Tendero. Tuzzolino. Giochiamo. Marretta e adesso da Ricca. Va a centro Russo, vedeva da Tuzzolino, prova a girarsi, Tuzzolino per la che passa ma non riesce a servire nuovamente. Il 21 poi la giocata di Suola, molto rapida, alza la palla ma sbaglia, Russo intercetta, potrebbe essere un'azione importante, Russo calcia, deviazione Tuzzolino e poi la scivolata provvidenziale di Pellegrino che in fase difensiva sta facendo vedere grandi giocate. Da Ricca, aggancio delizioso. Lo salta, poi torna dietro. Finta perfetta da Ricca, il tunnel pure. Poi si appoggia. Marretta. Tuzzolino. Poi la giocata, calcia col mancino. Tanta potenza. Nessuno ci ha creduto, nessuno si è inserito. Sono in due. Su. Ilario. Pellegrino. Perez. Pellegrino, le finte, c'è ancora Perez. Poi forse qualche errore di posizionamento e Marretta con la testa mette tutti d'accordo. Tuzzolino con l'esterno senza guardare. Da Ricca torna dietro. Marretta ha lo spazio per Russo. Da Ricca con la sola, molto tecnico. Le finte a bocca Tendero. Poi da Ricca centralmente Tuzzolino, le finte, sta la posizione, calcia Tuzzolino col mancino. Rimessa laterale, minuto 28 di gioco, quasi 29. Manca circa un minuto, qualcosa in più in realtà. Tuzzolino centrale, non aggancia qui Russo. Manca adesso veramente un minuto alla fine del primo tempo, risultato di 1-0 perché si è sentito in questo istante. Partita molto accesa. Alza la palla qui. Veramente sbagliato il rilancio. Parte dalla difesa. Forza ancora. Da Ricca, attacco. Marretta, lungolinea per Russo per girarsi con la sua, fa molto bene il suo lavoro. Russo ancora, palla al centro e poi scivolata ed esulta Tendero. Marretta, Tuzzolino, le finte, può calciare adesso e prende forse il compagno Russo. Poi da Ricca, Tuzzolino, Marretta, finte di corpo, da Ricca. Gioca. Le finte, si appoggia dietro, Marretta, c'è largo Tuzzolino che mi è servito adesso. Poi Marretta alza la palla, che però termina fuori. Minuto 30 di gioco adesso. Manca pochissimo, probabilmente l'ultimazione. Sbaglia invece la rimessa. Un erroraccio qui di Perez. Da Ricca, le finte di prima, Russo, da Ricca ancora, viene chiuso. Marretta, Tuzzolino, non rischia. Russo, ottimo quello di difesa della palla, si sovrappone il compagno. Russo cerca invece da Ricca, palla di ritorno, ancora Russo che prova a passare con un ripallo, c'era anche riuscito, poi da dietro il difensore, pressione Ilario. Palla per Marretta di testa, puntualissimo, poi da Ricca salta l'uomo, da Ricca può calciare, vediamo da Ricca cosa fa, poi si allontana dalla porta e si appoggia dietro. Avrebbe potuto anche calciare da quella distanza forse. Tuzzolino punta alla porta, le finte, Tuzzolino calcia invece. Ci ha provato, era molto complicato e lì
forse avrebbe dovuto anche cercare i compagni. Minuto 31 di gioco. Trigara sta facendo ancora continuare. C'è lo spazio, Perez si è fermato, poi con le cattive rosse. Dai Albi, dai Albi. Perez, palla sbagliata qui per Bardani, poi rischia Daricca, di prima Marretta, Tuzzolino allarga il gioco perfetto per Daricca che la prende, ancora Daricca si ferma, non abbocca Tendero, uno scontro di tutta la partita, un mismatch di questo incontro. Daricca, Tuzzolino, gancio delizioso, c'è il Russo, non gliela passa, calcia invece verso la porta. Dice di no Ilario e con questa azione termina il primo tempo, partita bellissima, soltanto 1-0, potrebbe essere una partita noiosa visto il risultato, ma in realtà non è così perché abbiamo visto di tutto, soltanto un gol ma tante occasioni, due squadre soprattutto che sono ben messe in campo, da notare soprattutto la partita di Tendero, al momento man of the match, ma dall'altra parte anche Palermo Calcio 5 sta giocando una grande gara con Daricca che forse dovrebbe essere un po' più cinico adesso e cercare maggiormente la porta, non ha ancora calciato se non nel primissimo minuto, ma adesso lui ci aspettiamo veramente tanto. Intanto noi vi salutiamo, ci vediamo dopo l'intervallo sempre qui su Sportissimo.
Siamo tornati live per commentare il secondo tempo e quando si dice che il secondo tempo porta sicuramente un'altra storia, un secondo capitolo che inizia con la pioggia, non è tantissima ma inizia a piovere qui al campo del Tocha Stadium, un campo quindi più pesante dove forse il fisico è un po' anche quel pizzico di agonismo, quella cattiveria agonistica chiaramente può fare la differenza e infatti in campo c'è Fabio Mineo. Vediamo in campo anche Davi, Lupo e Sgarlata con 3 pari D'Antoni, dunque cambia tutto non il quintetto, chiaramente soltanto 4 quinti negli ultimi secondi invece del primo tempo sono cambiati tutti, che c'era Danica in campo, c'era Marretta, c'era anche Tuzzolino e poi Russo, questa volta invece sono Mineo, Sgarlata, Lupo e Davi, quindi forze fresche, forze nuove, nel frattempo forze nuove anche per la squadra ospite. Intanto inizia questo secondo tempo, avete sentito il fischio con l'ingresso del numero 26 Gabriele Fodera che si posiziona largo a sinistra. Forse anche una mossa tattica, chissà, per contrastare Davi che al momento è visto essere abbastanza libero di poter creare le sue giocate, poi un po' di sfortuna, anche chiaramente la bravura del portiere Mirko Ilari a dire sempre di no. Intanto Sgarlata può partire il 30, c'è dietro Davi, vediamo se lo serve, c'è anche il Lupo, infatti dal numero 7, adesso Davi, esce Fodera, alza questa palla, la scucchiaiata per Sgarlata, fa un gioco di prestigio, poi Davi, finta anche da parte sua, adesso sinistro e adesso Mineo, c'è Lupo accanto, le finte, vuole il destro, non lo ottiene Sgarlata, adesso Lupo, c'è Davi, lo fronteggia Fodera ma lui torna dietro da Lupo, Davi, Lupo a destra, pesca Mineo che adesso vede Davi, centrale, Mineo palla di ritorno, è ottima qui il duo, poi lotta Costigliola, Mineo vede il taglio e poi Ilari, questa è una palla intelligente, qui è rimbalzata fino all'ultimo, Pizzo punta in velocità, salta l'uomo ma poi recupera benissimo, in maniera brillante qui Davi, Fodera, Costigliola, Bardan, Costigliola, palla al centro per Fodera, chiude Davi e poi Mineo, giocata con la suola, vede il taglio del compagno, lui va da destra, da Davi, sotto i nostri schermi, la giocata in mezzo a 2, riesce comunque a passare e scarica sul Lupo, Mineo, Marretta, Davi con l'esterno, Mineo, poi si inserisce il 20 ma riesce comunque a passare Bardan, gioco di gambe per la scivolata di Sgarlata, ecco qui quello che cercavamo di dire nell'intro del secondo tempo, sentiva quel pizzico di spirito agonistico, Sgarlata lo ha impersonificato, poi la giocata di Sgarlata è scivolata, anche qui poi si accorge l'uscita di Ilari e si ferma, poi sbaglia il controllo Bardan che si scontra con Sgarlata, Lupo, Davi, le finte di Davi, fa una grande giocata ma chiude Fodera con tutta la forza, poi casca giù ma è tutto regolare, Mineo, ma Lupo si ferma, Davi può calciare, allarga il gioco invece Lupo al centro, c'è l'inserimento di Sgarlata ma è tutto da chiudere perché si riparte con il calcio d'angolo, Davi si prende questa palla, possiamo dire che Davi effettivamente abbia cambiato un po' il match perché sta facendo vedere molto dietro, Mineo, Lupo, Sgarlata, allarga il gioco, Davi, mezzo a 2, prova la giocata, sbaglia questa volta, poi allunga il pallone cercando il capitano Pizzo, ma niente da fare per Costigliola. Davi, Mineo, prova a girarsi, salta Fodera, Mineo ancora, sempre molto tecnico, allarga il gioco, Lupo può calciare, le finte, Lupo palla al centro per Davi che non ha creduto forse nel pallone del compagno, riparte in contropiede, un 2 contro 1, Pizzo, e attacca la porta, Pizzo calcia, D'Antoni poi si scontra con Fodera che colpisce la porta, ma adesso è un 3 contro 2,
contropiede Sgarlata, allarga il gioco per Lupo al secondo palo da via, ancora una volta il palo a fare protagonista perché viene beccato in pieno da Davi, non il pallone ma proprio da Davi stesso che lo colpisce. E azione importantissima per il Palermo, poi Mineo calcia, invece no, Davi, Lupo, ottima qui la giocata, il contropiede da parte del Palermo, partito tutto da Sgarlata, poi Lupo e cercato Davi col tacco, Mineo che giocata, poi Davi scivolata, il pizzo, poi ancora Davi da terra, ci prova, deviazione, calcio d'angolo, ma che partita al 34esimo minuto di gioco, mancano 25 minuti e ci stiamo veramente divertendo tantissimo. Lupo, Mineo, palla al centro, deviazione, poi le finte, Bardan, una bocca, poi Mineo lancia un'occhiataccia. Mineo, Lupo, sempre molto calmo, Mineo, finte di corpo, poi va dietro da Marretta, da Lupo chiedo scusa, Mineo, Sgarlata, può calciare Sgarlata, Ilari, e poi ancora una volta e poi con il piede addirittura dall'altra parte, posso ricordare Ed Warner perché chiaramente seguiva il famoso cartone di Oli e Benji, una parata con i piedi, impressionante. Sgarlata, Davi, ancora Sgarlata, Mineo, il tocco di Costigliola che cerca anche una rimessa a tela che però non ottiene perché il di gara molto sicuro di sé. Dice che l'ultimo tocco è stato proprio del vice capitano in maglia blu. Davi, Lupo, c'è largo Mineo, un'ottima partita per Fabio Mineo che lotta per quel tacco sempre molto elegante, lotta contro Fodera, Davi, poi si infuria, gli leva la palla, Mineo l'aveva servito ma l'arbitro aveva fischiato prima, il fallo è della squadra rosanero. Dunque calcio di punizione per il Marsala che può ripartire. Sarà calcio di punizione con Fodera sul punto di battuta che allarga verso Costigliola. Le finte, Bardan, gancio non ottimo, intercetta la palla Davi, può ripartire in contropiede il Palermo, Davi cerca Mineo, se lo riserva col tacco, esce fuori benissimo da questa pressione, poi si appoggia dietro Lupo, ancora Mineo, lotta, Bardan, Davi contro Fodera, si appoggia, poi lo riserva. Fodera, Costigliola, il tacco di Pizzo è un'idea giustissima. Fodera però non aveva creduto in questo tacco del compagno molto complicato ma veramente ben fatto. Davi, Mineo può servirlo di nuovo, per invece l'altra parte Sgarlata, poi la tocca addirittura Costigliola, calcio d'angolo e ancora zona offensiva per il Palermo, calcio a 5 che attacca. Si preparano i cambi anche per la squadra rosanero, c'è il russo che si leva la pettorina, sarà lui il prossimo a entrare. Mineo al centro, Sgarlata perfetto, si inserisce con i tempi giusti, l'esultanza anche di D'Antoni e della dirigenza rosanero, perfetto l'inserimento alle spalle di tutta la difesa, non l'ha guardato nessuno, Mineo mette uno dei suoi classici palloni forti in mezzo, ci crede Sgarlata fino all'ultimo, spunta come un fantasma, fa 1-1 e adesso il calore del Tocha Stadium che si fa sentire con tutte le urla anche dei tifosi presenti, ma nel frattempo in campo Daricca e Russo che subentrano a Fabio Mineo e vediamo per chi. Adesso vi diciamo chi è uscito. Sembra Daricca si posiziona a sinistra. Intanto per l'autore del gol, Vincenzo Sgarlata, lo stavamo cercando in campo, non l'abbiamo trovato, lo troviamo invece in panchina, è uscito dopo il gol, poi intanto D'Antoni spaccata, salva i suoi, questa poteva essere una doccia freddissima, gelata addirittura per il Palermo subire un gol del genere, ma D'Antoni ha messo il piedone. Lupo, anticipa Pizzo, le finte di Daricca, punta la porta Daricca, illumina lui il campo, adesso Daricca si complica la vita, poi Costigliola dice di no. Ma sarà calcio d'angolo, ancora un'occasione importante per il Palermo, calcio a 5.
Mister Lo Piccolo dà le ultime indicazioni. Intanto Lupo, Davi, adesso in campo Davi e Daricca, due giocatori molto tecnici. Daricca, le finte, Costigliola dice di no, gli chiude l'interno. Lupo, Daricca, ancora Lupo, centrale verso il Russo, fa ottimo qui, gioco con il fisico, poi il tacco, Bardan sbaglia, poi il Russo calcia con la punta, Ilario va giù e dice di no anche lui. Questo intervento perfetto, soltanto un pallone a secondo palo l'ha potuto battere al momento. Daricca, doppio passo, si complica un po' la vita con questa giocata, poi chiede un fallo che però il dito di gara non vede. Poi sbaglia a Bardan, lotta, Lupo. Ed è rimessa dal fondo, qui ottima la chiusura dell'esperto numero 7. Bájate Ángel, bájate gordo, cóllalo en medio. Tuzzolino appena entrato al posto di Davide, adesso forze fresche anche su quella fascia. Sbaglia Daricca, Bardan, palla al centro, Tuzzolino come sempre fa una delle sue solite diagonali difensive, un giocatore che attacca molto bene, un grande dribbling, un grande tiro, cerca tantissimo la porta, ma fa anche un gioco difensivo molto importante. Poi Daricca va sul fondo, è la sterzata, Daricca ancora, prende sul mancino, poi torna dietro, Lupo, Tuzzolino, calcia Tuzzolino, deviazione di Pizzo e rimessa laterale. Qui Daricca forse avrebbe potuto cercare i compagni al centro, tornato forse troppo indietro. Crespo e Tendero per Lupo, Russo sbaglia il controllo, riparte qui il dribbling di parte di Bardan che può attaccare la porta a Bardan, calcia D'Antoni, mette le mani, nel frattempo sta per entrare con la maglia 19 Tendero, Jorge Esteban, calcio d'angolo, Pizzo la prende molto forte ma non trova la porta. Sono pronti i cambi D'Antoni, intanto Tuzzolino, l'aggancio, poi Russo, palla di ritorno per Tuzzolino che calcia, non trova la porta, era molto complicato. Nel frattempo il cambio, Tendero sta per entrare e adesso sicuramente il Marsala cercherà di aggrapparsi al suo numero 19, ma nel frattempo entra con la maglia numero 16. Tanto ha giocato, adesso facciamo anche il nome. Il dribbling, Fodero, poi casca giù, ma è tutto regolare, si continua Tuzzolino e se un 3 contro 2 Tuzzolino guarda la porta, Tuzzolino vede il compagno al centro, la aggancia, Russo e con la punta se l'è divorato questa volta. Dentro Tendero per Fodero, Tendero alza la palla, quel poco che basta, farla passare Bardan, l'aggancio, Gonzales, per lui i primi minuti, Tendero, c'è Gonzales, più indietro Pizzo e Bardan, 3 spagnoli, 2 italiani. Tendero, la pressione di Tuzzolino ma anche di Daricca, infatti esce adesso su Gonzales, alza questa palla perfetta per Tendero che mette al centro, al secondo palo Pizzo si era staccato con D'Antoni che avrebbe potuto soltanto pregare credo da quella distanza. Nel tempo è entrato in campo anche Capitan Marretta, poi lo scontro Daricca, alla meglio Daricca, poi Ilaria, ancora l'ultimo tocco di Daricca, entrata killer ma ben fatta proprio. Bardan, Tendero che si è schierato come centrale difensivo adesso, Gonzales, Bardan punta Lupo, lo salta, Bardan ancora può cercare la porta ma non la vuole trovare forse perché va allargato il suo gioco, poteva calciare. Intanto è entrato Marretta, abbiamo detto, ma non per Lupo che si posiziona sull'out di destra perché è uscito Russo con Daricca che si posiziona in versione pivot. Pizzo allarga il gioco, Gonzales con l'esterno ancora per il compagno, poi D'Antoni che quasi stava per abbattere pure la porta che sostiene quei magnifici pali. Gonzales,
Tendero, Gonzalez, poi sbaglia il controllo Bardan, ma chiaramente il passaggio è stato molto forte. Intanto time out che viene chiamato, c'è qualche secondo per ripristinare le energie per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Siamo al secondo tempo, mancano 15 minuti, 44 minuti di gioco, 1-1, partita bellissima al momento, con la differenza chiaramente che sta facendo Tendero in campo da una parte, dall'altra parte abbiamo una squadra rosanero che forse non ha un giocatore che sta, diciamo, brillando più di tutti, ma tutta la squadra, perché stanno giocando una grandissima partita con una grande intensità. Forse veramente dovessi dirne uno, probabilmente direi Tuzzolino, forse per la grande grinta non solo in fase offensiva ma anche in fase difensiva, ma sarebbe anche riduttivo per gente come Sgarlata che ha trovato il gol, per Mineo che ha fatto una grande partita e anche un ottimo assist per Daricca che sta chiaramente come sempre dando fastidio a tutta la difesa, ma la squadra al momento fa la differenza. Minuto 45, mancano esattamente 15 minuti e adesso la partita si fa sempre più bella. Ragazzi! Oh, se piaccia, tutti e due! Vai, oh! Tuzzolino ha cercato Daricca che viene tenuto a debita distanza da Gonzalez. Duello tecnico. Lupo. Daricca si sovrappone Lupo. Palla al centro, Ilari dice di no. È lontana come poi Bardan. Lo scontro con Daricca che viene evitato il numero 21. Daricca ancora col destro. Vede il compagno Lupo. Palla al secondo palo per Tuzzolino che arriva adesso e si appoggia da Marretta. Ancora Tuzzolino, le finte. Salta anche l'uomo. Tuzzolino ancora 2 volte, 3 volte. Tuzzolino calcia. Ilari dice di no. Poi ancora Lupo che vede il compagno Daricca col tacco. Stava servendo Tuzzolino quando la porta. Le finte Tuzzolino, Ilari. Che partita di Ilari. Ma Daricca stava per fare una giocata impressionante da questa posizione, si è visto, stava per effettuare un colpo di tacco che avrebbe liberato Tuzzolino. La palla comunque è arrivata lì, ma sarebbe arrivata con un istante di anticipo e forse quell'istante avrebbe potuto fregare anche un super Ilari. Lupo servito da Marretta, adesso si cerca Daricca, le mani dietro di Gonzalez. Marretta, Tuzzolino, c'è molto largo Lupo, vediamo se vi è servito. Daricca può puntare la difesa, Daricca il doppio passo su Gonzalez, lo salta, Daricca! Ilari dice di no ancora una volta, risponde sempre presente. Daricca alza il pallone, qui sbaglia tutto. Bardan viene inseguito da Marretta che lo vuole fermare con le buone o forse anche con le cattive. Poi Daricca in raddoppio viene comunque servito Gonzalez che calcia, deviazione, Lupo poi esce dalla difesa in velocità, poi cerca Daricca con questa imbucata molto complicata, ma sicuramente è stata agganciata dal giocatore in maglia 21 che ha potuto creare anche qualche dispiacere. Pizzo sbaglia il tocco 2 volte, allarga la sua giocata. Marretta per Lupo, ancora Marretta, Giacomino D'Antoni che rischia tantissimo, poi allontana la palla, non bada chiaramente all'estetica Giacomino D'Antoni. Vamo. Avete sentito anche Tendero con il suo grido della vittoria. Pizzo si appoggia dietro, Gonzalez meno fisico ma più tecnica in fase difensiva adesso per la squadra ospite. Tendero, Gonzalez, le finte, non abbocca Tuzzolino, sempre molto utile, ma ottiene comunque una rimessa laterale. Distanza. Tendero, incursione solitaria, D'Antoni sul primo palo difende, poi Pizzo e Sgarlata perfetto, appena entrato anche lui, poi si ferma. Marretta, le finte, ottimo qui, e il fallo di Bardan, fallo di stanchezza che infatti subito scusa al capitano avversario. E calcio di punizione
Vita Marretta, si appoggia da Sgarlata. Stato al posto di Lupo. Mazzone adesso più offensiva che mai. Le finte, Tuzzolino. Sterzata con la sola, si complica vita in mezzo a due. Maglia e Bluman esce benissimo. Tuzzolino gioca anche al centro solo, va dall'altra parte Darica al secondo palo Sgarlata. E questa volta lo ha sbagliato. Cosa ha sbagliato Vincenzo Sgarlata, che avrebbe potuto fare la doppietta dopo la giocata impressionante, seppur chiaramente rischiosissima di Tuzzolino. Questione di centimetri, forse anche di metri. Bardan, Tendero, allarga tutto, Gonzales per Tendero, Marretta. Con le cattive questa volta, sempre con le buone questa volta. Con le cattive. Nel frattempo chiamano il cambio dentro Perez, fuori Pizzo. Adesso abbiamo quindi 4 spagnoli in campo. A quota delle furie rosse. No, però si può cacciare io. Capito? Così, no? Mippo. Però ancora Pizzo non lascia il campo. Capitano. Palla al centro che tocca la palla Tendero, anzi Bardane con la 24. Ma il palo forse, o addirittura un difensore sulla linea. Dice di no. D'Antoni con la testa rischiando Pizzo. Gonzales, Pizzo. Lei finì su Sgarlata, poi allarga il gioco molto bene, ma poi viene anticipato da Marretta, che serve invece Sgarlata, che guarda la porta. Ha qualcosa da farsi perdonare. Un errore importante il suo. Poi Tuzzolino le finte in una bocca. Tempo fuori Pizzo, dentro Perez. Darica può calciare, calcia! E ancora da terra. Forse col ginocchio addirittura Elari, che sta veramente parando di tutto. D'Antoni prova ad impostare col petto, anzi con l'addome Sgarlata, la tiene in campo. E ottiene anche rimessa laterale, applausi da parte dei sostenitori fuori. Darica, punta Perez, vediamo se si abbocca. Scarica Sgarlata, adesso Tuzzolino. Darica vuole il destro, si complica un po' la vita, allarga il gioco comunque su Sgarlata, si inserisce, palla di ritorno, sbagliata questa volta, Sgarlata si gira con l'esterno, Darica, palla di ritorno, ancora una volta Darica, prova il dribbling ma sbaglia, poi Tuzzolino addirittura cerca la porta, non un contrasto ma cerca addirittura di calciare verso Elari, che dice ancora una volta di no. Alza Darica, Marretta, si riparte da Sgarlata che punta la porta ma viene fermato dal raddoppio. Parte di Perez e Gonzales, dando fuori da Ricca, dentro Fabio Mineo. Tuzzolino, Marretta di prima, Sgarlata per Tuzzolino, l'aggancia col petto, poi non riesce a calciare verso la porta. Bardani, Gonzales allo spazio, attacca centralmente, Gonzales salta tutti, allarga il gioco, palla al secondo palo, Marretta mette il piede, deviazione, calcio d'angolo. Sul punto di battuta vediamo Gonzales, uno schema, calcia Tendero ma questa volta prende molto male. Entrato anche Salvo Davi con la maglia numero 20. E poi Perez capisce quasi i nostri schermi. Mineo, Davi subentrato a Tuzzolino, poi Gonzales recupera palla, la ruba, Bardan, intervento falloso di Davi. E calcio di punizione, Antoni incita il dito di gara a far indietreggiare di qualche metro
la battuta, ma il direttore di gara non vuole sentire. Fallo per lui lì. E calcio di punizione, c'è Tendero che è più largo, ma penso che voglia calciare Perez, che sta guardando la porta attentamente. Poco fa non era in campo, ma sentivamo sotto i nostri schermi proprio lui che chiedeva di battere quella punizione, quindi entrare soltanto per quel calcio piazzato. Quindi vuole calciare, forse invece no, è uno schema. Gonzalez, Tendero, calcia! Battuta molto potente, ma c'è stata una deviazione. Sembrava non esserci stata da qui, ma il di gara molto vicino, dice di sì. Poi Tendero, calcia ad Antoni, spaccata. Gonzalez con l'esterno, sbaglia il tocco, poi si complica un po' la vita. Perez attacca la porta, rientra sul destro, calcia ad Antoni, dice sempre presente. Calcio d'angolo, Bardan, poi palla che passa, Tendero, Perez con la punta e ancora D'Antoni risponde presente. In spaccata nuovamente, adesso sta salendo in cattedra il portierone, il giovane portierone del Palermo, Giacomino D'Antoni. Gonzalez, pressione di Sgarlata, Tendero, Perez, adesso intesa massima, 4 spagnoli in campo, poi Davi e qui in ritardo Bardan. E poi Davi risponde e si becca anche un cartellino giallo. Anche il direttore di gara cerca di spiegare che il giallo è stato dato soltanto a Davi. Si chiedeva anche forse un cartellino giallo per Perez. Poi continuano. Li vediamo anche qua. E giallo anche per Perez. Cartellino giallo quindi per Perez e per Davi. La partita è molto tesa, 57 minuti di gioco, mancano 3 minuti, ma probabilmente si giocherà qualcosina in più, forse un minuto, forse un minuto e mezzo, anche 2. Manca veramente pochissimo, meno di 5, questo è sicuro, però in campo con risultato al momento fermo sull'1-1. L'occasione più grossa chiaramente è quella capitata nei piedi di Vincenzo Sgarlata su un pallone al secondo palo, con Versale che si è diviso molto bene, ma in quella circostanza un raddoppio feroce su Tuzzolino che invece era passato. Poi Mineo intanto ha provato questa palla di prima. Perez rischia tantissimo. Gonzalez, il dribbling, Bardan e poi il fallo di Sgarlata. Sembrava essere un contrasto regolare spalla e spalla, ma così non è. Gonzalez, Perez, il dribbling su Davi, vediamo se abbocca. Porta comunque più lontano per la scivolata di Marretta e poi Tendero ci ha provato. Sta per entrare intanto con la 19 Russo. Gonzalez, la sterzata, poi si appoggia dietro dal compagno. Perez col tacco, Bardan, ma va benissimo. Contrasto di Capitan Marretta. Mineo alza il baricentro, sveglia i compagni ma sbaglia il tocco. Poi Gonzalez prova ad agganciarlo ma non riesce. Gonzalez e Mineo, che intervento di Mineo, in scivolata da dietro. Ha aspettato il piccolissimo errore da parte del giocatore iberico per fare questa scivolata perfetta da dietro, regolarissimo sul pallone. Poi Perez calcia, D'Antoni mette le mani, voleva probabilmente bloccare questa palla che sarebbe terminata in out.
calcio d'angolo, battuto velocemente, Gonzalez può attaccare il gioco, lo fa adesso. Tendero, finta con la suola, scarica dietro. Perez, sale il compagno, poi intercetta il pallone, sbaglia tutto. Può ripartire il Palermo con Mineo che vede i compagni ma serve male perché si aspettava su un taglio da quella palla. Dentro Russo intanto per Fabio Mineo e poi sta per entrare anche Sgarlata, anzi chiedo scusa, deve uscire stato giallo per Marretta, brutto fallo che effettivamente fuori forse Sgarlata, dentro vediamo chi, forse da Ricca. 5 E il quinto fallo dal prossimo, dunque sarà tiro libero che sappiamo quanto possa essere una soluzione importante negli ultimi minuti. Intanto è scollegato adesso il 60° minuto di gioco, come potete vedere benissimo il nostro mascherino. Sul punto di battuta c'è Tendero, con la 19 David non si allontana, non dà la distanza ma chiaramente dentro da Ricca, fuori proprio Vincenzo Sgarlata per gli ultimi istanti di match, manca veramente pochissimo. Questo calcio di punizione può essere una delle occasioni ultime di questa partita, ma siamo sicuri che tutte le gare faranno recuperare anche qualcosina in più. Va Tendero, è uno schema, allarga il gioco, poi sbaglia il controllo Perez, anche la pressione di tutto il tifo fuori, indiavolato. D'Antoni qui, anche lui la pressione la sente come. Russo fa leva sul suo fisico, prova a girarsi, riesce anche a passare per un primo istante ma riparte in contropiede Perez, attacca la porta, serve il compagno che calcia malissimo Tendero, uno dei primi errori della sua partita. Da Ricca intanto vedete l'inserimento di David, non lo serve, va dietro da Marretta. Adesso 2 giocatori ammoniti in campo per il Palermo, Marretta e David. Ilari, poi scivola Perez, continua il suo momento non positivo in questi ultimi minuti. Da Ricca il tocco di Tendero. Da Ricca, Russo prova a girarsi, ha lo spazio, vediamo se calcia, con l'esterno si appoggia David, cerca i compagni al centro, prova a cercare in mezzo Da Ricca, la palla però non è passata. David, Russo, poi cerca la porta di Ilario, che oggi è sicuramente uno dei migliori in campo, o forse chiaramente manca qualche istante, ma credo il man of the match di questa partita. Anche Tendero ha fatto una grande prestazione, ma forse Ilario ha veramente salvato i suoi in più circostanze. Si continua intanto. Perez contro David, lo spinge fuori e poi l'ultimo tocco è del ragazzo rosanero. Bardan, le finte, salta Russo, poi scivolata David, ottimo il suo lavoro. Russo lo tiene lì, può ripartire, cerca anche David che attacca la porta, David calcia in mezzo! Da Ricca! Gonzia la rete lui! 2-1 negli istanti finali del match! Che palla perfetta di David, ma grande il lavoro di Russo che fa un grandissimo lavoro lì sulla linea di fondo, serva David e poi l'esultanza anche di Fabio Mineo davanti alla panchina qui degli avversari. E poi tutto il tifo della squadra di casa che vi facciamo vedere, perché forse le parole potrebbero essere superflue, che cerca il tifo e lo ottiene intanto il cambio dentro Lupo, fuori David e adesso si fa anche il quinto uomo con Pizzo, ma va bene così perché finisce la partita. 2-1, vince il Palermo Calcio 5 che sale a quota 11 punti, batte il Marsala in questa partita straordinaria, brillante, la prestazione di tutta la squadra e colpisce prima Sgarlata, poi con Da Ricca vince 2-1, ma partita bellissima. Qui da Marco Genese è tutto di Sport Isili, vi ringrazio, alla prossima.